Hai seguito l'edizione di quest'anno di Amici, immagino? Sì, esatto. Ok. Dando i piedi un po'. Ogni tanto scatta così, noi ci conosciamo ma siamo abituati. E come ti è parsa? Cosa ne dici? Dico che secondo me ogni anno che passa il livello sale. Cioè, non che magari i ragazzi delle prime edizioni fossero più scarsi, però ogni anno vediamo una disciplina in più, come il classico è stato introdotto insomma dopo, la lirica anche dall'anno scorso, quindi sta crescendo sempre di più, sempre di più. Come hai preso l'eliminazione dell'hip hop? Non molto bene. No. L'anno scorso infatti mi è dispiaciuto moltissimo che se n'è andato via Chris, perché non so se l'avete seguito un po'. Chi è che ha seguito Amici? Scorso. Avete seguito Amici? Guarda le signore, brave! Non ho sentito se avete seguito Amici. Sì. E quindi niente, Chris per me era il mio idolo nell'hip hop e mi è dispiaciuto molto che se n'è andato via poi dopo al serale. Ad ogni modo, rimpiangi il tuo anno per questo? Cioè come... No, assolutamente no. Mi sono divertita un sacco, cioè ho cantato, ho recitato e poi veramente ho scoperto la recitazione che è la mia seconda passione, devo dire. E noi lo È sappiamo. bellissimo. E noi lo sappiamo che la recitazione è la tua seconda passione, infatti ti abbiamo visto in una fiction, o meglio ti vedremo in una fiction che è il ritmo della vita. Esatto. Ma la rivedremo. No, ma lui voleva dire la rivedremo in altre fiction. La rivedremo in altre fiction che forse voi ancora non sapete. E quali sono? Sanno tutto. Vabbè, ma io vado lì. Non devo dire niente, vabbè, ve lo dico io. Niente, ora sto lavorando, ho fatto un lavoro quest'estate, ho girato una fiction, Anna e 5. E ora sto lavorando di nuovo qui a Milano, mi sono trasferita per qualche mese, sto girando un'altra fiction, una serie, ed è Non smettere di sognare. Quindi abbiamo detto, dai, anche perché qui la voce si è sparsa, internet, forum, siti, quindi ve l'ho detto io ora e mi piace. E ora è ufficiale. È ufficiale. Stai continuando a studiare per recitazione? Esatto, sì, ho studiato, ho fatto 6-7 mesi e poi adesso comunque sto lavorando, quindi anche il lavoro, la gavetta sul set è comunque uno studio. Una delle scuole migliori. Esatto. E recitare a teatro? Se ne parlerà, se ne potrebbe parlare? L'ho già fatto, non era proprio un teatro ma era uno spazio informale, però sempre con la voce impostata, così con il diaframma. Bello, bellissimo, un'esperienza bellissima anche questa. Quindi abbiamo il tentativo di diventare un artista tutto tondo. Esatto, a 360 gradi. Ma la danza rimane la prima. La danza sta qua dentro. Bene.